D'altra parte, c'hai Beuke ma gioca Juan Jesus, c'hai Savic, gioca Meret, c'hai De Bruyne, gioca De Bruyne, perché? Dai amici bellini! Bene, voi dovete guardarvele le simulazioni. Cominciamo benissimo. Dai, Napolitano che mette subito col destro e impazzisco con De Bruyne. Mamma caro. Sono la nata comitato, doig. Sta maglia è veramente uno spettacolo. Mamma mia. Bravo Luca, bel lavoro. Piglia McTominay, piglia. Hello. Un po' troppo. Bravo McTominay, vai. Col destro. Aiuto. No. Bravo Chierak, ma bravo. Calma. Madonna mia, De Bruyne, l'assist, raccomando! Avete sentito il bravo Lorenzo di Conte a Lucca? Sta venendo molto dentro. A volte ha lasciato McTominay più alto di lui. Io dico che sta formazione, se ci metti un terzino sinistro più intraprendente che va ad attaccare di più lo spazio lasciato vuoto da McTominay quando si accentra, potrebbe essere molto interessante. De Bruyne la brioscina di De Bruyne. Bravo Lucca. Dai Matteo, dai. Matteo. Anch'essa, De Bruyne no! Ma no! 15 minuti, la maglia è sudata. Questo si può dire, la maglia è sudata. Alza Napolitano, bravo, Maronna McTominay! Dove sta la tazza? E no, sta là sopra, perché quest'anno è la tazza tattica. Ma si ricomincia da dove abbiamo finito, amici miei. Con Scotti. Perché se tu poi segui Lucca perché hai paura di lui e lui si inserisce, e che tempi, e che freddezza, che il senso del gol di McTominay. Bene, questo significa ancora continuare ad attaccare. Bravo Kevin! Dai, Lucca sta facendo delle cose intelligenti. Brutta rimessa, Oliver. Così a cambio rimessa. Dai, bravo Anghissà, vai. McTominay. Fai bene a provarci, hai fatto bene. Qua ci poteva stare il giallo per Rachmani, Fallo importante. Bravo qua Jesus. Quanto è corretto Anghissà, Mi ero dimenticato. Fair play, il gioco pulito sempre. Forse troppo pulito. Ma a noi piacciono così. La maglia sudata. A me sto fallo di Lucca mi gasa, perché così ti ha superato, lo butti a terra, non gli fai fare il cross. Sì, bravo Anghissà. Politano, un po' leziosi. È uscita. Menetto! Ma era proprio con Pinamonti, se non mi sbaglio. Bravo Patrick. Lucca, non ti fa male. Mi si può pagare. Bravo De Bruyne. Lucca ci aveva tirato una cannonata in gol. Occhio. Facile Meret. Politano sta giocando meglio a Berardi, Non lo volevo segnalare per completezza culturale, diciamo. Quella è proprio la zona dove... La prossima. Vai di Lorea! Ma che è minuti di recupero 0-2? Ma che è? Piglia, Politano, piglia. Piglia me, attraverso! Cominciamo che attraverso! A Mecca traverso! Bene, buon primo tempo, buon esordio, partita interessantissima, anche la parola d'ordine è asimmetrici. E voi lasciate gli hype. Dai! Sperando di laggare un po' di meno, è difficile. I vostri like laggo di meno, non lo so. Eretta, bless you. È arrivato il giallo, era scritto che appena cominciava il primo fallo, gialli per tutti. Vai Lucca, vai! Bravo Lucca, ecco De Bruyne. Ecco la sponda. Lucca. Ok, bravo, ti piglia il fallo. Bravo. Certo è che avere poi il tiratore che magari vediamo. Questa è più o meno la zona dove Kvara segnò contro la Fiorentina, se non sbaglio. Vai Kevin, devia. Gugliuta a Lucca.
Se mi sa innanzi. Bello De Bruyne. Madonnami, Luca! Da McTominay come va a sovraccaricare sulla destra? 51 e 18. Bravo Rachmani, pulito. Bravo, vai Polita. Polita non fa sempre la stessa cosa. Voglio, non fate andare Berardi così. Che so, quasi. Madonnami. Bravo Lobo. Bello ragazzi, bravi, vai Lobo. Cotti, Polita. Boba! Luca no! Polipalo. Mannaggia. Chiude in breve Berardi. Frega per noi, lo sentite, no? È buono! De Bruyne direttamente! Perché hanno inquadrato a McTominay, non l'ha presa nessuno, è suo, è tutto suo. E stateci, onestamente stacci. Alle volte i giocatori sono anche baciati dal destino, cioè doveva... Non l'ha vegliata Luca, non l'ha vegliata. Però c'era come idea a prescindere. Mamma mia, che meraviglia! Dai, Conte che fa, dai, molto di più. È saltato tutto il mio sistema, il computer. Forse questo forse non laggo adesso. Chissà. Se non è uscito registrato il gol di Kevin, sappiate che sono Newton Frame. Sappiate che ho urlato come un dannato e che sono Newton Frame che non l'avete visto. Sono d'accordo Patrick. Inserire Noah Lang adesso nel perfect situation, sì. Paramount Plus Pro. Ok. Sì, nella mia testa Levi De Bruyne. Politano! Levi De Bruyne. Risposti McTominay nella zona sua e giochi 4-3-3 proprio liscio. Facile, fa Meret! L'hai spillata! Non riesco manco a scriverlo, non mi chisse, troppe lettere. Meret male, da. Bravo Olivera! Sataricer, bravissimo Olivera su Berardi a continuare, a non fidarsi. Bravo! Dai, voglio i clean sheet. Vai Luca, dai, mostra. Abbiamo dato fallo, vabbè. Anche io lo vorrei abbracciare a McTominay, però se lo fai tu, giocatore del Sassuolo, è fallo. Quindi non ti lamentare. Almeno tu hai abbracciato McTominay. Fortunato. Bravo Rachmani. Bravo! Quasi passaggio d'oro. Comunque De Bruyne atleta, cioè rincorre gli avversari e come. Proprio mentalità del lavoro. Fallo giusto di Anghissà, oppressivo, giusto. Ed è David Neres. Aspettiamo un altro po' per Lang. Però vabbè. È un lavoro che devi fare per entrare nel giro di Conte. Non c'è niente da fare. D'altra parte c'hai Beuke ma gioca Juan Jesus. C'hai Savic, gioca Meret. C'hai De Bruyne, gioca De Bruyne. Perché lo capite benissimo. Come siamo usciti bene al 74esimo e 17 secondi. Però non esce Kevin. Bravo Lobo. Un fallo che piace a Conte. Bravo Patrick, non mi togliere le parole di bocca che sto facendo pure io la reaction. Bravo Juan Jesus. Partita pulita. Ed è rosso per Conè, quello là non della Roma. Bravo Di Lorenzo, con fermezza, ma dimostrare che non si fa. Cioè un attaccante teniamo. Se ci entri così col piede dritto, no. Si alza anche Oriali. Quanto è bello Oriali! Ha preso il pallone. Sicuramente, però è molto pericoloso. Ecco Lang. Non vi lamentate di questa sostituzione di Luca perché è cruciale rimetterlo nella teca. E muoveremo su falso 9 De Bruyne anche in campionato. Bello Gilmour. Now, per colpa tua Berardi ha fatto a brioscina a McTominay. Dai, Adera, bravo Rachmani. Anghissà. Bello. Un'altra occasione per Kevin, magari. Non lo so. Lobotka ha corso più di McTominay, per quanto è rimasto in campo. Kevin, perché lo schema? Provaci. Vabbè. È giusto, già segnato, è giusto.
Neres, sveglia! Non ho capito perché stiamo puntando l'uomo invece di passarcela, essendo un uomo in più. Questo non mi è chiarissimo. Pinamonti. Ah, brutta capata preso Neres. Con l'ingresso di Spina ho visto che ha fatto 3. Segno 3, quindi forse 3-5-2, eh? O magari 3-7, perché appunto già sta. Vergara, ma io ti avevo fatto la maglia che avevi scelto e hai preso il 26. Vabbè. No, ma forse diceva 3 a centrocampo, perché non è cambiato. Spina? Wanghissa, mettila Neres col tacco, De Bruyne che gliela ridà, Di Lorenzo che prepara. Amir, era un'ottima partita, Amir. Era un'ottima partita, Amir. Maron. Moloca. Bravo Neres. No. Pulitissimo Neres, mamma mia. Ma va bene così. 2579 like per questa prima vittoriosa, con i due che non... E la cosa bella è che nessuno offusca l'altro, perché c'era questa cosa, ma McTominay si sente meno, poi De Bruyne, però no, tutti e due. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita